E saluto a tutti di una settimana nuova di Campa qui chi principe non CFM e non te nostre rete sociali Facebook e Instagram. Settimana nuova nu rudione ore 5 per sta prima data ci andiamo in paese di Aguale d'Orezza per il droit un giovane produttore di farine di castagna e sciudo d'una famiglia conosciuta che fa a farina ma di noi i borci da boi baretiani e sto giovane agricoltore si chiama François Colombani. RCFM e Campacui. Allora, noi siamo una famiglia, abbiamo sempre fatto la farina castagnina, dopo sempre, e dopo cosa ciugo, abbiamo sempre visto un mulino e tutto. E voilà, facciamo questo, siamo parenti, siamo fratelli e lavoriamo insieme, facciamo la farina castagnina, charcuteria e appena olio olivo e noi. E io sono andato a scuola in Bastia, a Liceo, di Uduac, dopo sono andato un corso all'università, ma bon, mi piaceva tanto, allora sono rivenuto qui a lavorare qui, e ora faccio una quindicina anni che sono qui e che lavoro come ora. Enfin, aveva piuttosto quello che lavora con noi, lavoriamo tutti insieme, ma la mamma fa piuttosto, si occupa piuttosto di tutto ciò che i clienti, tutto questo, e noi lavoriamo nel terreno, noi come fratelli ci occupiamo degli animali, i boschi, affari, e qui le castagne, di settembre ti raschiamo, dopo mettiamo i viletti, dopo qui le castagne, dopo c'è la castagna in sicareccia, tutti i regioni c'è il riminale, dopo una volta che è secca, cioè una 20-25 giorni perché li secchino. Dopo bistemmo con una macchina e scegliamo una beruna e facciamo la verina. Questa abbiamo gurto 2 o 3 giorni di castagne e abbiamo provato di fare 3 o 4 giorni di verina. A chaque quando abbiamo finito la verina di dicembre, a poco presto, dopo tutte le settimane guardiamo una decina di bosci all'abbattoir e tazziamo tutti i nostri boschi, facciamo i viadelli, le salsicce, i cappelloni, tutto. Sino alla fine di marzo è così, tutte le settimane sono le stesse. Noi non abbiamo clienti così particolari, abbiamo solamente 2 ristoranti, amici di miei parenti, da esempio. E da esempio sono sempre gli stessi clienti, tutti gli anni abbiamo pochi clienti in più che hanno lasciato uno dell'altro e ci chiamano. E voilà, la gente gola qui e pia roba. Campo Paese, a me mi piace perché sono grandato qui, sono sempre stato qui, mi piace la caccia, mi piace gli animali, mi piace la natura. Dunque voilà, per me ma so, di sento qui, mi mica in nostro. Noi come fratelli, ma brua di continuare sempre come lo abbiamo imparato il nostro lavoro a fare, a lavorare, ma bon, ma brua di strasiare meno o meno, ma brua sapuemo da che cercare di fare un piccolo magazzino, per si vestir, per vendere tutta la roba, voilà, e Domani per uno secondo giorno di Campa qui in Orezza ritroveremo una tragolina che fa parecchi paesi orezinchi. Questa tragolina si chiama Marlene Landini e ritroveremo in Orezza. A domani dunque per uno secondo giorno di Campa qui in Orezza. RCFM e Campacui.